Bentrovati cari amici all'ascolto di questa nuova puntata della terza pagina del Zeviro della Cultura di questa vostra emittente di informazione. Stiamo difendendo le nostre frequenze, stiamo difendendo la nostra opportunità e possibilità di lavorare. L'argomento merita due parole. È fortissima la pressione di tutto il mondo televisivo italiano per un'accelerazione strenua di una nuova roadmap per i nuovi standard e di una politica di finanziamento pubblico alla sostituzione dei televisori obsoleti ricca ed efficace. Queste le attente parole di Fedele Confalonieri, uomo di cultura, molto attento anche alla cultura, e presidente di Mediaset. Parole importanti. Si parla di tutto il mondo televisivo italiano, che sarebbe in accelerazione strenua. Confalonieri non pone il problema sul cambiamento di standard e sullo switch off che comporterà esborsi in questi momenti di crisi importanti in denaro e pazienza, ma da parte di tutti, per acquistare il decoder, per acquistare il nuovo televisore. Molti saranno costretti a cambiare e molti non capiranno esattamente dove mettere le mani. Il presidente di Mediaset ha parlato di una nuova roadmap rispetto al passaggio al DVB-T2. Non si discute la cessione della banda 700 MHz alla telefonia e appunto sull'argomento dice la data di cessione della banda per l'anno prossimo non è in discussione, ma si deve consentire ai broadcaster la flessibilità delle azioni per arrivarci, preservando business, utenti e competitività di piattaforma. Cosa vuol dire? Bisogna preparare la gente a tirar fuori i skei, diciamo qui in Veneto, i soldi per adeguarsi. E il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, il diritto dei cittadini di essere informati su quello che succede nel loro territorio, questo probabilmente interessa un po' meno. Al signor ministro Giorgetti va detto che la base fondamentale del concetto di federalismo, tanto caro al suo partito, è rispettare principi costituzionali e permettere di informare in ambito locale. Questo ai suoi funzionari probabilmente non interessa, ma al politico deve interessare, perché è eletto da noi e da voi tutti, e noi siamo anche il rapporto dell'informazione con il territorio. Con i sensi della cultura difendiamo insieme non solo i piccoli e medi broadcaster, ma anche voi tutti teleutenti da un salasso obbligato. Difendendo insieme il dovere di informare, ci difendiamo tutti da sprechi inutili e difendiamo la democrazia, se è vero, come ha detto il presidente Mattarella, che l'informazione è presidio di democrazia. Se ho ben capito, questa è l'azione di mani pulite nella comunicazione messa in moto dalla REA, forse la più grossa associazione di broadcaster d'Italia. Ai signori burocrati, ai quali non interessano certo i problemi che stanno creando a chi ha nella televisione e nella radio l'unico rapporto con la realtà, con quello che succede nella loro realtà, a loro va rammentato senza mezze parole, che per l'articolo 28 della Costituzione, non dello Statuto della boccioffica aziendale, ma della Costituzione, appunto per l'articolo 28, i funzionari e i dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Essere informati e avere i mezzi per informare è un diritto dato dalla Costituzione,
Presidente Confalonieri, signor Ministro Giorgetti, signori parlamentari tutti, siete persone colte, per non dire di grande cultura. Converrete che prima di dare un'accelerazione strenua di una nuova roadmap per i nuovi standard e di una politica di finanziamento pubblico alla sostituzione dei televisori obsoleti, ricca ed efficace, va onorata la Costituzione. La politica deve dare ai suoi elettori la certezza di essere informati anche su quello che succede nel loro territorio. I mezzi per accedere facilmente all'informazione ci sono, e non solo. Il mondo della politica deve governare, non essere governato dai funzionari. Deve governare nel dare la possibilità a chi fa informazione anche locale di trasmettere i fondi necessari al sostegno delle imprese locali di informazione. Ci sono e comunque vanno reperiti. Solo i disinformati affetti da sindrome dittatoriale non sono in grado di percepire che l'informazione locale non si regge da sola. E onorare questo servizio è sinonimo di emancipazione e di democrazia e di rispetto della gente. La subdola macchina del fango sugli sprechi dei contributi dell'editoria alle radio e alle televisioni di informazione locale nello scorso decennio si è rovesciato su chi l'ha guidata. Hanno tolto i contributi a tutti, un diritto costituzionale. È dimostrato a cosa sia servita. È servita appunto a togliere qualsiasi contribuzione e a creare un monopolio. Siamo circa 800 piccole e medie imprese televisive, molte di più le radio, e sono oltre 5.000 le persone che ci lavorano. E siete voi, teleutenti, telespettatori, radioascoltatori, decine e decine di milioni. Meritate di avere un ottimo servizio, perché stiamo dando un dignitosissimo servizio. Mi pare che la REA si stia dando da fare, stia intraprendendo la strada giusta per quello che è possibile. Cerchiamo tutti di sostenerla. Conviene a noi, ma conviene anche a voi. Il nostro pubblico merita di essere informato e lo meritate ancora più in questo momento. Non abbiamo necessità di sprecare denaro per gli esperimenti di qualche funzionario che certo non ha a cuore il diritto vostro di essere informati e ancora meno il nostro di darvi informazione. Mi sono dilungato forse troppo, ma credo ne sia valsa la pena. È bene che sappiamo tutti come ci obbligheranno a spendere e probabilmente noi come ci obbligheranno a chiudere. Ragionevole porsi il quesito, farci un pensierino. Però è giunto il momento della nostra terza pagina. Un magnifico concerto dell'Orchestra da Camera dei Solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Sini, nel quale abbiamo cercato di dare risalto a giovani e grandi talenti, alternandoli a grandi maestri. Ne è sortito un qualcosa di maestoso, è il caso di dirlo. Ma bando alle presentazioni, e lasciamo anche le presentazioni dei singoli brani per brevità agli annunci grafici. Buon ascolto e buona visione con i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, come detto, dalla chiesa arcipretale di Col San Martino, in occasione del concerto di gala per l'inaugurazione della 63esima mostra dei vini prodotti nelle colline elette Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Peraltro il nostro comune, proprio di recente, Farra di Soligo, è stato insignito del prestigioso riconoscimento di città SLO,
una delle 4 città SLO del Veneto. Tutto dice che sono luoghi da visitare. Vi aspettiamo e per intanto buon ascolto, buona visione con questo concerto dalle colline Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Direi che questo concerto è stato davvero un gran bel concerto, vi è arrivato dalla chiesa.
Manca qualcuno. Dicevo che provando la suite per orchestra numero 3 di Bach, il direttore ha detto che la giga dovevamo suonarla più alla veneziana, non alla tedesca. Con i colori di Venezia, e ha detto testuale, questa musica è nata là. Ma con i miei compagni d'orchestra non siamo riusciti a produrre un suono veneziano, o almeno italiano, e mi sono reso conto che quel suono, quei colori e quella maniera di suonare li sentiamo solo noi. Fuori non lo percepiscono. La musica veneta ha come un sigillo, un timbro che riproducono e sentono solo i veneti. Questo messaggio mi è arrivato da un allievo della professoressa Anna Ciumacenko, un mito, un insegnante che è un mito, solo per dire è stata allieva di Hugh Menuhin ed oggi è titolare della cattedra di violino della prestigiosa Music School di Monaco di Baviera. È datato lo scorso 25 novembre. All'estero stanno bene cosa sia stata e sia ancora la nostra scuola grande di musica veneta. Da noi ancora si sorride e si dice la cultura non si mangia. Il bis lo diamo all'autore di questo messaggio, a Paolo Tagliamento, che invito tra di noi, se i suoi colleghi permettono, visto che ha suonato un pezzo all'inizio, gli diamo la conclusione di serata con un bis che ci presenterà direttamente lui. Suono una corrente, o courant alla francese, di Bach. Buon ascolto.
Direi che questo concerto è stato davvero un gran bel concerto, vi è arrivato dalla chiesa arcipretale di Colle San Martino. Ringrazio il signor arciprete, Don Carlo Maccari, sempre disponibilissimo. È un luogo dove avrete sentito l'acustica, è stupenda. Ringrazio anche il sindaco Perencin per averci sempre sostenuto e averci per primo, forse per primo, sì, dato la possibilità di portare in mezzo alla gente la grande cultura. Sono felice che sotto il suo mandato il nostro paese, il nostro comune sia diventato città slow. Adesso si può correre, si può andare in giro, mi raccomando, grande prudenza, cerchiamo di, anche se non servono le mascherine, cerchiamo di usarle qualora abbiamo la percezione che sta bene usarle. Non ci vergogniamo di essere prudenti. Mi raccomando, visitiamo i nostri paesi, le nostre città, diamo da lavorare alla nostra gente, ce la faremo e a risentirci, a rivederci al prossimo appuntamento. Grazie.